volta. Abbiamo visto un buon salto di Rocco Ardino nel lungo, che comunque era nullo, quindi niente da fare. Non era Ardino, adesso è il prossimo Ardino dell'Italia del Sud. Il podio dei 5.000 al centro del campo con Busato, Lapain e Palomba, mentre è partita la gara maschile ed eccoli pronti gli uomini e subito Crippa, il super favorito di questa gara, che si mette davanti, si fa per dire, perché il ritmo mi sembra piuttosto blando in questa gara. Dicevo, lanci che stanno fornendo risultati interessanti. Abbiamo avuto una miglior prestazione italiana, un primato italiano di categoria per Sebastiano Bianchetti nel peso con 21,23 e 21 metri, è una misura straordinaria. E un primato personale per Luisa Sinigaglia, la campionessa italiana del giavellotto, che è riuscita ad ottenere per la prima volta ad andare oltre i 50 metri con 50,16 e si è aggiudicata la gara. Siamo nella gara dei 5.000 metri, la vediamo con Perpetuo che sta in questo momento al comando della gara davanti a Crippa. Giulio Perpetuo è un atleta del Trieste Atletica che ha un personale di 15,05,35, passaggio ai primi 400 metri intorno ad 1,12, 1,13, non eccessivamente veloce l'andatura. Giulio Perpetuo potrebbe sfruttare la presenza di Emanebrand Crippa proprio per cercare di limare qualche secondo al suo primato personale. Alberto Rec della Silca Ultralight Vittorio Veneto in terza posizione e poi in quarta c'è Alexandru Chumakov dell'Italia Centrale. Questi sono i primi 4 che stanno guidando la gara, con a fare il ritmo Giulio Perpetuo del Nord-Est, quindi si profila una doppietta per il Nord-Est, addirittura se contiamo anche Alberto Rec sarebbe una tripletta, ammesso che poi le cose rimangano così come sono adesso. È terminato il giavellotto e sta per andare verso l'epilogo anche la gara del lungo, mentre è in pieno svolgimento la gara dei 5.000 metri con 800 metri percorsi fino a questo momento. Quando passeranno sul traguardo ci sarà il tempo del primo chilometro che potrebbe darci un'idea del ritmo, che non è poi così lentissimo, è lento per Crippa, ma per gli altri è un buon ritmo, per esempio per Perpetuo sarebbe un ritmo da primato personale. Ora si è portato Crippa al comando e c'è il terzetto Veneto, Triveneto diciamo così, al comando, guidato da Crippa. Passaggio al primo chilometro in 2,59,45. È un ritmo da primato personale sia per Rec che per Perpetuo, ovviamente non per Crippa, che sta viaggiando a ritmi molto blandi per lui. Ci diceva che poi integrerà, perché la interpreta come una giornata di allenamento, integrerà questa 5.000 con una serie di metri 1.000 percorsi a ritmo da programmato, quindi continuerà il suo allenamento oggi con un extra, diciamo, rispetto a questa gara, e poi forse lo avremo qua con noi per fare 2 chiacchiere. Campione europeo di cross, di grande talento, questo atleta di origine etiope che vive nel Trentino ed è tesserato per le Fiamme Padova. Ora si riporta Giulio Perpetuo al comando nel tentativo di tenere elevata l'andatura. Sta facendo una buona gara anche Alberto Rec, trevigiano, Silca Ultralight, proveniente dalla scuola di Montebelluna.
1500 metri di gara percorsi nei 5000 metri e sempre il terzetto in maglia rossa triveneto al comando a guidare questa gara. E mentre prosegue la gara con Crippa che ora si è portato di nuovo al comando per fare l'andatura, andiamo alla presentazione della gara di salto con l'asta donne. Se andiamo ad inquadrare la pedana dell'asta con Elena Rigo, eccole inquadrate le ragazze: Elena Rigo della Liguria, Aurora Bellon della Vicentina, Romina Dagnese dell'Italia Centrale, Margherita Virgili Italia Nord-Est, Ilaria Galli Centro-Nord, Federica Triunfo dell'Italia del Sud, Giulia Giugni del Centro-Nord e Marta Ronconi del Nord-Est. Ed è proprio Marta Ronconi che insieme a Romina Dagnese ha la miglior misura di accredito con 3,60. Marta Ronconi che gareggia per i colori della Quercia Trentingrana, 3,60 anche per Romina Dagnese, poi con 3,52 c'è Federica Triunfo. Si avvicinano, hanno già superato il passaggio del secondo chilometro, chiedo scusa, gli atleti, una andatura che si è ulteriormente ravvivata, un passaggio intorno ai 5,52, 5,53 al secondo chilometro, con Giulio Perpetuo che sta tentando di abbattere il muro dei 15 minuti nella sua carriera, e un altrettanto valido Alberto Rec, dando per scontato ovviamente che Imane Berancrippa su questi ritmi va un po' a nozze, insomma, se ogni tanto si porta avanti per ravvivare l'andatura. Tanto nel salto in lungo abbiamo visto un lancio nullo da parte di Ardino, di Susanna, e ora va in pedana Rocco Ardino. Continua con ottimo ritmo la gara dei 5.000 metri maschili con questo terzetto che vediamo inquadrato, sempre guidato dal triestino Giulio Perpetuo che difende i colori del Nord-Est, mentre nel lungo abbiamo visto il salto di Rocco Ardino, Italia del Sud, salto intorno ai 6 metri. Ora è Crippa che sta guidando, facile l'andatura per lui. Giulio Perpetuo e Alberto Rec stanno approfittando di questo trenino perfetto. Il prossimo sarà il passaggio ai 3.000 metri. Quindi, quando passeranno sul traguardo, il prossimo passaggio, mancheranno 2 chilometri alla conclusione della gara, 5 giri per loro ancora da compiere. Crippa, Perpetuo e Alberto Rec. Tanto c'è un buon salto di Franceschini, purtroppo però sfiora la sabbia un po' all'indietro, quindi non la chiusura un po' difettosa. Sembra non poter reggere, non essere in grado di reggere il ritmo impresso ora da Imane Berancrippa. Alberto Rec, che comunque è un buon ritmo proprio per le possibilità di migliorarsi di Giulio Perpetuo e di Alberto Rec, che ora si è riaccodato e deve approfittare assolutamente di questo ritmo, perché la gara sta procedendo su ritmi da 14,50 intorno, almeno 14,50, quindi entrambi otterrebbero un buon miglioramento del primato personale, specialmente Alberto Rec. Giulio Perpetuo 8,55 il passaggio al terzo chilometro, quindi ancora sul ritmo per ottenere un tempo inferiore ai 15 minuti per Giulio Perpetuo, che è un personale di 15,05. Si ritira purtroppo Alberto Rec. Ha fatto un buon passaggio in 8,55 e 3.000 ed ora è rimasta quindi una coppia
Bertorek quindi non era influente per la classifica delle macro regioni, affiancati Giulio Perpetuo e Emaneberan Crippa quando passeranno sul traguardo, 4 giri alla conclusione. Eccoli i due concorrenti di testa, sembra piuttosto in palla anche Giulio Perpetuo in questa giornata che è, vorrei dire, ideale come clima per ottenere risultati in questa specialità. Leggermente calata l'andatura in questo giro di Emaneberan Crippa e Giulio Perpetuo, che a questo punto presumo che abbiano deciso di darsi una mano, proprio, cioè che Emaneberan Crippa abbia deciso di dare una mano a Giulio Perpetuo per ottenere il primato personale sulla distanza. Però attenzione, perché sembra avere un po' di difficoltà a seguire questo ritmo Giulio Perpetuo e sarebbe un problema per lui quando mancano 3 giri alla conclusione mollare questo treno. Infatti si gira Crippa per incitarlo probabilmente a seguire il ritmo, ma sembra non averne più abbastanza da poter seguire il ritmo di Crippa. Giulio Perpetuo, che ci ha provato sicuramente, molto spesso si è portato anche a condurre il ritmo, va solitario ora, quindi Crippa. Siamo al limite ormai, perché è calata l'andatura di Perpetuo. E Crippa se ne va solitario. Siamo sicuramente sui ritmi che l'hanno portato in questa stagione a ottenere i 13,58, ma Crippa andrà a finire intorno ai 14,50 probabilmente. 11,53 il passaggio, 11,53 il passaggio al quarto chilometro, quindi per una proiezione finale che andrà intorno ai 14,50, 14. Se aumenterà l'andatura Crippa andremo a 14,45. Passaggio sul traguardo, 2 giri alla conclusione. Giulio Perpetuo alle sue spalle, tranquillo della sua seconda posizione, ma con il rischio di calare troppo il ritmo e quindi non andare a ottenere quel risultato che lui sperava di ottenere. Potrebbe essere comunque sufficiente per arrivarci sotto i 15 minuti quando mancano meno di 800 metri alla conclusione. Ha notevolmente aumentato l'andatura Emaneberan Crippa, che ha sicuramente un motore di alta cilindrata rispetto a tutti gli altri concorrenti in gara, quindi mancano 600 metri per lui alla conclusione, 600 metri al termine. Ne uscirà per lui un tempo, potrebbe essere anche, se riuscirà a non calare troppo, una buona testa anche per Giulio Perpetuo. Cominciano anche i doppiaggi per Crippa, che quindi ha anche questo problema nel finale, ma non è un problema per lui, perché per lui conta solo ottenere il... Tanto abbiamo visto un bel salto di Santuz, salto che potrebbe essere superiore ai 7 metri. Vediamo quanto... Sì, potrebbe andarci al di sotto dei 15 minuti. 7,19 intanto per Santuz. 7,19 che lo porta al comando della gara. Ora vediamo la risposta di Oliva, mentre intanto vediamo il ritmo finale di Crippa, che è molto aumentato. Ecco il salto di Oliva, anche lui dovrebbe essere al di sopra dei 7 metri, vediamo.
ma c'è anche l'arrivo di Emane Berancrippa nei 5.000, eccolo che si avvicina al traguardo e va a ottenere un discreto riscontro. 7-11 intanto per Oliva, che si porta in seconda posizione, 17, 14, 44 e 34 per, vediamo se fanno correre il cronometro, vediamo quanto viene fuori per Giulio Perpetuo. 14 e 58 in questo momento, sicuramente primato personale, ma purtroppo non con la soddisfazione di scendere al di sotto dei 15 minuti. 15-0-0-61, migliora di 5 secondi il suo personale, ma non scende purtroppo al di sotto dei 15 minuti Giulio Perpetuo, che comunque può ritenersi soddisfatto per un'ottima gara. Tanto sta arrivando anche il numero 5 Alessio Sepe dell'Italia Centrale, che è un personale di 15.39, quindi anche per lui sarà primato personale. 15.37, si migliora di un paio di secondi, e conclude anche Alessandro Ciumakov davanti al ligure Giulio Imberciadori. Quelli che sono allineati in questo momento sono i martellisti, vediamo Andrea Zimello del Nord-Est, Atletica Vicentina, Eric Fantazzini Centro-Nord, Lorenzo Togni Italia Centrale, Omar Venuda Nord-Est, Federico Gusberti della Liguria, Filippo Bifulco del Centro-Nord e Michele Mencarelli della Italia Centrale. Eccoli quelli che saranno i protagonisti della gara del martello, una gara che si svolge nel campetto attiguo alla pista, e vediamo anche i migliori accrediti. Eric Fantazzini è l'atleta che ha la migliore misura di accredito con 64 e 77, poi al di sopra dei 60 metri c'è anche il veneziano forza alla formazione del Nord-Est, Omar Venuda, che ha lanciato in questa stagione a 60 e 93, e poi c'è Michele Mencarelli dell'Italia Centrale, Athlon Bastia, la sua società, 61 e 70. Sono questi tre atleti più qualificati. E finita anche la gara del lungo, quindi con la vittoria di Santos con 7,19, la prossima gara in pista invece saranno i metri 200 donne, che vedremo partire tra poco. In cui si correranno due serie. È iniziata intanto anche la gara del salto con l'asta, siamo sulla misura di 3 metri. Ancora misure intermedie, tra poco dovrebbero entrare anche dovrebbero anche entrare in pedana i saltatori in alto. Tanto vediamo in lontananza, qui nell'asta è inquadrata in questo momento la numero 23, si tratta di Ilaria Galli del Centro-Nord, eccola che parte la sua rincorsa. Salto positivo anche abbondantemente al di sopra dell'asticella posta a 3 metri. Lei ha un personale di 3,30, difende i colori del Centro-Nord, la sua società di origine è l'Atletica Firenze Marathon. Quindi prosegue la sua gara Ilaria Galli con questo salto positivo a 3 metri. Mentre la prossima a saltare dovrebbe essere Federica Triunfo dell'Italia del Sud, che ha un personale di 3,52.
Stanno entrando intanto le atlete premiate. E allora le premiate sono al terzo posto, c'è Wendy Bonga che ha lanciato a 34,04, poi al secondo posto con 34,16 c'è Giovanna Cristarella Orestano dell'Italia del Sud, atletica Marano, e la vittoria con l'ottima misura di 39,99 va per la portacolori dell'Italia del Nord-Est, atletica Gorizia e la sua società Marilena Visintin, 39,99, ottima misura per la Visintin. Classe 97, quindi primo anno di categoria junior, ottimo risultato direi. Nell'asta è in pedana ora e la vediamo saltare Giulia Giugni, centro-nord, purtroppo sfortunata Giulia Giugni che sale ben più alta dell'asticella ma entrando la batte, quindi ha ancora 2 tentativi a disposizione Giulia Giugni, che ha un personale di 3,40 su questa misura di 3 metri. Si prepara ora a saltare Marta Ronconi, che difende i colori del nord-est della Quercia Trentingrana, l'atleta che ha un personale di 3,60, quindi insieme all'altra Romina Dagnese è l'atleta più quotata sulla carta di questa gara. 3 metri, primo tentativo per Marta Ronconi che entra in gara su questa misura. Senza indugi supera l'asticella tranquillamente l'atleta veneta in forza alla Quercia Trentingrana, mentre sta per partire la prima serie dei metri 200 donne con Cristiana Sette, Sofia Sarcina, Elisa Lugli, Vanessa Cipriani e Rita Caliò. Un avvio veloce. Avvio veloce in corsia 4 per Elisa Lugli della Liguria. Bene anche Cristiana Sette in corsia 2. Lugli 7. Siamo alle ultime e va a vincere Lugli in 26,52 davanti a Cristiana Sette. Ieri molto sfortunata perché non ha udito bene il comando del starter, quindi poi ha dovuto ripetere la serie correndo da sola in solitaria nei 400. Oggi buon comportamento per lei, colori della Vissavano. Nella seconda serie avremo le concorrenti con i migliori tempi di accredito. In attesa di presentare la seconda serie andiamo a vedere la composizione cioè andiamo a vedere il proseguo della gara dell'asta e vediamo in pedana col numero 24 la portacolori della centro-nord Giulia Giugni, che questa volta non commette l'errore di abbattere l'asticella in fase di entrata e supera abbondantemente l'asticella a 3 metri. Si passa a 3,20, sale quindi l'asticella e va in pedana. Su questa misura la prima a entrare in pedana sarà Elena Rigo della Liguria, che salterà 3,20, 5 cm dal primato personale, ha un personale di 3,25.
Eccola Elena Rigo che va al suo primo tentativo sulla quota di 3,20 e che supera abbondantemente con uno stile un po' personale, ma insomma diciamo che supera anche con un buon margine l'asticella posta a 3,20. Lei che ha un personale di 5 cm superiore. E mi pare che siano pronte anche le concorrenti dei metri 200, la seconda serie. Nella seconda serie avremo in corsia 2 Giulia Mannu della Sardegna, accreditata di 25,60, in 3 Ludovica Clementini, Italia Centrale con 24,86, in corsia 3 per l'Italia Centro-Nord, Atletica Sestese Femminile, la sua società, accreditata di 23,96 Alessia Niotta, in corsia 4 Alice Murari del Veneto, Veneta in forza alla formazione del Nord-Est con 24,76, in 5 la vincitrice dei 100 di ieri Giorgina Boateng del Centro-Nord ed in corsia 6 Jessica Petterle che gareggia per i colori del Nord-Est, Quercia Trentingrana, la sua società, una vicentina che è accreditata di 25,34, quindi attenzione alla corsia 3 e al 4. E come da pronostico, partita molto veloce, Giorgina Boateng che ha dimostrato anche ieri di essere in ottima condizione di forma, ma si fa vedere Alessia Niotta in corsia 3. Alessia Niotta si presenta al comando all'uscita della curva e va a vincere con abbondante margine. Alessia Niotta 24,89 il suo tempo, probabilmente alle sue spalle Alice Murari. Alessia Niotta quindi come da pronostico va ad aggiudicarsi gli 8 punti a disposizione, ma molto bene si è comportata anche la veneta Alice Murari che dovrebbe aver conquistato la seconda posizione in 25,33, lo vediamo. Quindi Boateng terza posizione per il centro-nord e poi Petterle e via di seguito. Quindi vittoria confermato il pronostico per Alessia Niotta, mentre vediamo che stanno per entrare le giavellottiste che hanno dato vita a una gara che si è infiammata proprio nel finale, dove dopo che aveva dominato per 5 lanci Ilaria Casarotto ha fornito una sorpresa, un risultato a sorpresa, la padovana della Valsugana Trentina che gareggia per il Nord-Est, Luisa Sinigaglia. Andiamo al terzo posto con 39,29 Lidia Galgarella, anche lei l'ha preso nell'ultimo lancio la misura per il terzo posto. Al secondo posto anche lei nell'ultimo lancio con 48,60 per Ilaria Casarotto, 48,60, e vince la gara con il nuovo primato personale a 50,16 per il Nord-Est Luisa Sinigaglia, atleta padovana in forza alla Valsugana Trentina, quindi doppietta anche in questa gara per la formazione del Nord-Est, quindi la formazione di Veneto, Friuli e Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige va a consolidare la sua prima posizione di classifica. È probabile che avremo fra poco le due protagoniste della gara giavellotto qui con noi, vediamo se Carlo Vettore riuscirà a portarci le due protagoniste di questa gara.